Buongiorno, ben ritrovati a tutti voi telespettatori di Antenna 3. Buona domenica 3 agosto. La cronaca, la politica, anche i ragazzi del Giubileo dei giovani a Roma, l'economia, tutti i temi di cui oggi parleremo nella nostra prima edizione con uno sguardo a tutto il nord-est. Vi ricordo anche, ma ve lo ricorderò nuovamente nel corso del telegiornale, che alle 15:30 di oggi Antenna 3 vi racconta in diretta il Palio di Feltre. Prima però la cronaca guardando a nord-est ci porta a due gravissimi incidenti. L'ultimo in ordine di tempo è quello che si è consumato a Gorizia sull'autostrada A34 nella notte, con una 32enne morta carbonizzata nello schianto tra la sua auto e un'altra vettura. L'auto che ha preso fuoco, e c'è anche la bimba, sua figlia di 8 anni, in gravissime condizioni. C'è il nostro Omar Costantini sul posto. Buongiorno Omar. Sì, buongiorno. Proprio come hai detto tu, ci troviamo proprio all'altezza dell'ex confine di Stato dell'autostrada, il passaggio tra l'Italia e Slovenia, qui a Sant'Andrea Gorizia, dove è venuto poco prima delle 4 questo drammatico incidente stradale. Si tratta di una famiglia di origine serba che stava rientrando dalle vacanze per raggiungere poi la Svizzera. Proprio all'altezza dove vi sto parlando in questo momento c'è il passaggio del vecchio valico di frontiera, e proprio chi entra in Italia, come sapete c'è il decreto, è stato sospeso momentaneamente il decreto di Schengen, la superstrada H4 incrocia l'autostrada A34, c'è il restringimento di careggiata dovuto al controllo della polizia di frontiera italiana. Sta di fatto che c'è stato questo rallentamento, probabilmente l'alta velocità, un attimo di distrazione, è arrivato questo violento scontro, questo violento tamponamento proprio sulla linea pochi metri dalla linea del confine per entrare in Italia. La macchina è stata sbalzata in territorio italiano, ha preso fuoco e purtroppo c'è una vittima, la moglie, 32 anni, morta praticamente carbonizzata, mentre il marito è riuscito ad uscire, è stato preso in consegna dai sanitari e portato qui nel vicino ospedale di Gorizia, dove si trova ricoverato insomma in gravi condizioni. Tra questi c'è anche, come hai detto tu, la bambina di 8 anni, è stato allertato l'elisoccorso, sul posto è giunto celermente tramite la Sores, è stato inviato l'elicottero, è stata caricata la bambina dopo che è stata insomma curata sul posto e trasferita d'urgenza all'ospedale di Udine, dove si trova anche lei ricoverata in gravissime condizioni. Al momento non sappiamo esattamente il dettaglio per quanto riguarda le sue condizioni di salute, sappiamo però purtroppo che anche lei è in gravissime condizioni. Ci auguriamo insomma che riesca a portarla, come si dice, riuscire a mantenere insomma in vita questa bambina. L'autostrada al momento è ancora chiusa nel tratto che da Nova Gorica, tanto per essere chiari, in Mette verso la A34. Pochi minuti fa, come potete vedere anche dalle immagini che vi ho appena inviato, è stata recuperata la carcassa della macchina incidentata, e presumo, almeno quanto ho sentito anche così parlando velocemente, soprattutto con la polizia slovena, perché è la polizia slovena che si sta occupando sia della parte diciamo della direzione del traffico stradale, veicolare, ma soprattutto per i rilievi di legge di competenza sua, perché ripetiamo l'incidente è avvenuto a pochi metri in territorio sloveno, nell'impatto invece la macchina, entrambe le due auto sono finite in territorio italiano. Sul posto stanno ancora operando i vigili del fuoco del comando provinciale qui di Gorizia, insieme anche ai tecnici di Autostrade Alto Adriatico, che sono immediatamente intervenuti per dare manforte. Questa purtroppo, caro Nicola, è la situazione. Ripetiamo, purtroppo c'è una vittima, una donna di 32 anni, il marito è in ospedale qui a Gorizia, anche lui grave, e la bambina invece si trova a Udine, nella speranza, insomma, questa bambina di 8 anni che riesca insomma a mantenersi, insomma, a non essere strappata dalla vita. Per il momento è tutto, se non hai altre domande ti ripasso la linea. Grazie davvero a Omar Costantini, la redazione di TV12, la nostra consorella del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo parlato di una mamma purtroppo morta e di una bimba in gravi condizioni, c'è anche quella mamma incinta, quella donna incinta in gravi condizioni dopo lo schianto avvenuto ieri, l'abbiamo raccontato proprio in diretta nel corso del TG di Treviso. Lo schianto avvenuto a Caposile, sulla strada Caposile-Porte Grandi, ma a Quarto d'Altino in via Trezze, lo scontro tra addirittura 4 auto. Che ha portato ovviamente anche a grossi problemi, come vedete, di traffico e di code, e c'è appunto questa donna
incinta in gravi condizioni, una bimba di 2 anni portata in ospedale e anche altri 2 feriti. Quindi questo lo schianto avvenuto ieri a Quarto d'Altino in via Trezze, di cui avevamo già dato conto nel telegiornale di Treviso ieri sera, poco dopo lo schianto che era avvenuto e che ha creato diversi problemi di traffico. Guardate invece cosa è successo ad Azzano Decimo, una tragedia sfiorata con un'auto che piomba all'interno di un bar. Tragedia sfiorata nel pomeriggio di sabato 2 agosto ad Azzano Decimo, nel Pordenonese. Intorno alle 13 un'autovettura, per causa ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo all'altezza della rotonda di Piazza Libertà. La macchina ha proseguito la sua corsa uscendo di strada e ha sfondato la vetrata del bar Pit Stop 2.0. Fortunatamente in quel momento all'interno del locale non c'erano clienti, ma solo una dipendente dietro al bancone, che si è trovata improvvisamente l'avventura entrare nel bar. Alla guida c'era un cittadino straniero proveniente da Tiezzo che non ha riportato ferite gravi e non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Per tutto il pomeriggio il titolare del bar, insieme a operatori specializzati, ha lavorato per mettere in sicurezza l'area e avviare i lavori di ripristino. Un episodio che poteva avere conseguenze ben più gravi e che ha evitato il peggio solo per una fortunata coincidenza. È invece andata malissimo ieri sera a Mareno di Piave, intorno alle 20, lo schianto frontale che ha portato alla morte di un 29enne. E allora il nostro Christian Arboit si trova proprio in zona. Questa è l'immagine di Michael, il 29enne che ha perso la vita ieri sera, mentre c'è un 63enne alla guida dell'altra vettura che si è schiantata contro la sua. Christian Arboit, buongiorno. Buongiorno Nicola, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Michael Angeli aveva soltanto 29 anni, era alla guida della sua Alfa 147 quando si è schiantato ieri sera in via distrettuale contro un'altra auto condotta da una 63enne di Cimadolmo che lotta per la vita alla terapia intensiva del Caponcello. Uno schianto davvero tragico, attimi concitati si sono vissuti in via distrettuale, teatro di tante tragedie anche nel recente passato, una via famigerata, lo schianto alle 8 di sera con i residenti che sono subito accorsi, sentirete le loro testimonianze questa sera nel corso del telegiornale. Ve ne faccio sentire una in particolare, quella di Vasile. Vasile abita proprio a ridosso del luogo dell'impatto e racconta di attimi drammatici. Così Vasile. Vasile, lei che cosa ha visto ieri sera? Era in casa, in cucina, e ho sentito un boom e dopo sono uscito subito fuori e ho visto questo grave incidente che non è il primo qua, che corrono con le macchine, sono andato e ho visto erano le macchine distrutte, incastrati autisti dentro, uno era preso male con l'Alfa Romeo, l'altro diceva aiuto, l'altro era preso e dopo sono arrivati vigili, elicottero, agenti fermati, tante macchine, era un disastro. E bisogna di fare qualcosa su questa strada che corrono tanto, non va bene. Si corre troppo qua in via distrettuale? Sì, corre troppo, bisogna di fare qualcosa che non va bene così. Sono anche le macchine, ho fatto io un giro con macchina, con bambini in macchina, ti viene uno così, non va bene per niente. Sotto accusa l'alta velocità, forse una distrazione, resta il fatto che il 29enne è morto
sul colpo. Accanto a lui c'era un passeggero, anche se tutti i rilievi sono ancora in corso per ricostruire la dinamica nell'esattezza. Pare che sullo sfondo ci sia un sorpasso azzardato, ma il condizionale è d'obbligo, proprio perché c'è un soggetto giovane morto, Michael Angeli, e questo 63enne che lotta tra la vita e la morte al Cafoncello. Sul posto chiaramente gli operatori del SUEM 118, l'elisoccorso del SUEM, i vigili del fuoco, i carabinieri che hanno in qualche modo cristallizzato la scena dell'impatto. Anche oggi i segni sono molto visibili sull'asfalto, le auto oggi rallentano, però appunto di solito sfrecciano, come appunto ci ha raccontato Vasile, ed è il momento anche del dolore, dello shock tra San Polo di Piave e Cimadolmo, anche San Fior, perché Michael ha vissuto in più luoghi, è originario di San Polo, ma in questi anni, in questi ultimi anni viveva a San Michele del Piave, a Cimadolmo con la mamma. Ho parlato poco fa anche con la zia Ivana, che ha detto ha perso un secondo figlio, e c'è un dettaglio che forse dettaglio non è, e che appunto ricostruisce un dramma. Il ragazzo era appena guarito da un tumore estremamente invasivo. Per un anno si era dovuto assentare anche dal lavoro in una vetreria proprio di Cimadolmo per combattere contro questo linfoma. Aveva ripreso l'attività lavorativa solo a giugno. Tutti lo ricordano davvero come un ragazzo sempre sorridente, che aveva affrontato a testa alta la malattia, un lavoratore molto generoso, si dava da fare nel volontariato. Era reduce da una sagra molto nota qui in zona a Stabiuzzo, e ieri sera con ogni probabilità si stava dirigendo con alcuni amici nella zona di San Pietro di Feletto per un torneo di calcio saponato. Probabilmente nelle auto c'erano delle auto degli amici che appunto lo seguivano, quindi è anche per questo che non si capisce al momento quanti fossero realmente gli occupanti dell'abitacolo dell'Alfa 147, però appunto sono ore frenetiche anche per i carabinieri. Stanno tentando di ricostruire nei dettagli proprio la scena di questo ennesimo incidente, ancora sangue sulle strade della Marca trevigiana. Davvero la comunità di San Polo, Cimadolmo, i tanti amici di Michael sono sotto shock, proprio perché appunto il ragazzo aveva appena sembrava aver sconfitto un terribile tumore, ma il destino è stato davvero tragico. Tra l'altro uno zio ci ha anche detto lui era sempre molto prudente alla guida, ed era particolarmente prudente in questi mesi proprio per quello che gli era capitato, quindi c'è davvero sconcerto, non solo dolore qui tra San Polo di Piave e Cimadolmo, dove si spera anche per le condizioni di vita del 63enne che viaggiava sull'altro mezzo. Non ho ulteriori dettagli per il momento, Nicola, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit. Poi c'è il cordoglio per il 64enne di Solesino, identificato nel tardo pomeriggio di ieri, vittima dello schianto avvenuto in A13 2 notti fa, è morto carbonizzato. Era ancora buio alle 4:30 lungo la A13, in questo tratto a ridosso dello svincolo con la A4. Viaggiavano in direzione nord, verso la città di Padova, i due furgoni coinvolti in un tragico tamponamento. Un impatto violentissimo, con il primo mezzo che in pochi istanti prende fuoco. I soccorsi sono tempestivi. Sono i vigili del fuoco arrivati da Padova e da Abano a estrarre dalle lamiere carbonizzate, dopo aver spento l'incendio, il corpo senza vita di un uomo di 64
64 anni. Si tratta di Mauro Pavera, che viveva a Solesino, dove gestiva un'attività di fruttivendolo. Ferito in modo leggero anche il conducente del secondo furgone, che viene affidato ai sanitari del SUEM 118. Difficile l'opera di identificazione della vittima, alla quale hanno lavorato per tutta la mattinata gli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, che adesso stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. L'autostrada 13 è stata chiusa in direzione nord per alcune ore. Nel frattempo, nello stesso tratto, si è verificato un altro incidente, un tamponamento tra un autocarro e 2 auto senza per fortuna gravi conseguenze. In ospedale a Vicenza 2 turisti austriaci, padre e figlio di 45 e 14 anni, che sono rimasti coinvolti in un incidente durante la visita al Teatro Olimpico nel capoluogo berico. Volevano farsi un selfie, ma la balaustra ha ceduto di schianto e quindi poi la rovinosa caduta e la corsa in ambulanza al pronto soccorso. Fortunatamente lesioni di media gravità, area danneggiata che è stata messa in sicurezza dal comune. Hanno fatto sapere che l'incidente non ha ripercussioni sulle visite di teatro coperto più antico del mondo, che resta aperto. Fortunatamente, lo dicevamo, condizioni di media gravità per padre e figlio di 45 e 14 anni. Torniamo a Gemona del Friuli, torniamo a parlare del delitto terribile di Gemona del Friuli, il 35enne Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi da madre e convivente, e la dinamica che è emersa ieri, raccontata da una delle 2 arrestate, la mamma Lorena. Prima lo hanno narcotizzato sciogliendo un farmaco in una limonata, poi Lorena Venier, la mamma, gli ha iniettato dell'insulina con una siringa perché la prima sostanza non faceva effetto. Poi insieme hanno tentato di soffocarlo e infine Meilin con 2 lacci di scarpa lo ha strangolato. Così, secondo il racconto di Lorena Venier, che ha confessato, lei e la nuora hanno ucciso Alessandro il 25 luglio, sempre secondo la confessione della mamma. Il cadavere sarebbe stato sezionato da lei, Lorena, e sempre lei ha acquistato online su Amazon la calce per coprirlo e chiuderlo nel bidone della spazzatura, con l'intento di farlo sparire. L'acquisto della calce è stato fatto in anticipo rispetto al delitto ed è questo uno degli elementi più evidenti della premeditazione contestata dalla procura. Il giorno del ritrovamento era stata Meilin a chiamare il 112 per riferire di un malessere provocato dalla sua condizione di fragilità psicologica in cui si trovava e per la quale è seguita da un centro di salute mentale. Dal numero unico emergenze hanno intuito dal racconto che c'era qualcosa di strano ed è stata inviata la pattuglia dei carabinieri, a cui la donna e la mamma della vittima hanno raccontato del cadavere nel bidone riposto in garage. Sul movente la 61enne infermiera di Gemona ha raccontato di aver agito per proteggere la giovane nuora dagli insulti e dal comportamento manesco del figlio, che non credeva alla depressione di Meilin, sopraggiunta dopo il parto. Si percepisce quindi una situazione familiare difficile in cui si è sviluppato un rapporto caratterizzato da morbosità tra Lorena, la nuora e la nipotina di 6 mesi. Da una parte la condizione fragile della giovane colombiana, a cui Alessandro Venier non credeva, dall'altra la morbosità del legame creato con la suocera. Così si sono create le condizioni che hanno fatto precipitare la situazione, fino alla decisione di uccidere e far sparire il cadavere dell'uomo. Circostanze, modalità e data della morte sono oggetto degli esami medici e tossicologici già avviati, in attesa che vengano disposti anche altri accertamenti. Al momento non è stata ancora fissata l'autopsia sui resti del cadavere della vittima. E intanto ieri le 2 donne sono comparse davanti al GIP. Meilin, la compagna, lo ha istigato, Lorena, la mamma, lo ha organizzato e insieme hanno messo in pratica il piano: uccidere Alessandro Venier, sezionare il cadavere e tentare di farlo sparire in un bidone dell'immondizia riempito con la calce. Ora entrambe sono accusate di omicidio volontario in concorso pluriaggravato dalla premeditazione, dall'aver commesso il fatto in presenza di una bambina di 6 mesi in casa e dal legame affettivo con la vittima. Questo è il reato contestato dal sostituto procuratore Giorgio Milillo a Meilin Castro Monsalvo, 30 anni, colombiana, e Lorena Venier, 61 anni, la mamma di Alessandro. A 48 ore dalla scoperta del cadavere nel garage di Gemona, entrambe sono comparse davanti al giudice per le indagini preliminari per l'udienza di convalida dell'arresto eseguito dai carabinieri giovedì.
Arrivate sui mezzi della polizia penitenziaria dal carcere del Coroneo di Trieste, sono state ascoltate dal GIP separatamente. La prima a comparire davanti al giudice è stata Meilin, la convivente della vittima, che, difesa dagli avvocati Federica Toselle e Francesco De Carlo, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Più lungo l'interrogatorio di Lorena Venier, difesa dall'avvocato Giovanni Denardo, che ha confermato davanti al giudice quanto aveva raccontato giovedì sera al sostituto procuratore, confessando il delitto, raccontando delle modalità e del movente e coinvolgendo la nuora. Al termine dell'udienza il giudice ha convalidato l'arresto, poi ha accolto la richiesta del PM di custodia cautelare in carcere, disponendo però per mail nella custodia attenuata, come previsto dalla legge per le detenute madri di bambini con meno di 1 anno di età. Verrà trasferita in una struttura dell'amministrazione penitenziaria di Venezia, organizzata per questo tipo di regime attenuato, che rimane però una detenzione cautelare. Allora sentiamo il commento degli avvocati dopo l'udienza di convalida. La signora ha confermato l'impianto accusatorio è quello, la contestazione è stata cristallizzata e formalizzata in un capo di imputazione piuttosto complesso e grave. Ha mostrato un po' di pentimento per quello che ha fatto? Ma certamente la signora è consapevole di quello che ha fatto, è evidente una signora che se ha fatto, ripeto, una cosa così grave, a monte ci deve essere una ragione altrettanto grave. L'ha spiegata? L'ha spiegata, l'ha ampiamente spiegata, sin da subito. Il movente è quello, insomma, voglio dire, nell'ambito familiare, via, dobbiamo andare a verificare le dinamiche familiari, è quello il momento. Dire che l'elemento della calce acquistata prima fa parte della contestazione di premeditazione? È un elemento rilevante, forte, insomma, no? Ecco. La premeditazione in base a quale elemento è stata contestata? Da quello che ho capito dalle dichiarazioni della signora Venier. Ha preso coscienza di tutto ciò che è accaduto? Ieri non ce l'aveva, oggi il giudice gliel'ha descritto proprio con parole molto semplici, perché poi dobbiamo sempre pensare che questa è, per quanto parla molto bene in italiano, è una ragazza di lingua spagnola, ma il giudice con un'attenzione, una chiarezza terminologica sufficiente l'ha proprio descritto. Che chiarezza ha avuto lei? Si è avvalsa la facoltà di non rispondere. No, gli contestano il vilipendio, gli contestano l'occultamento, ma la crudeltà per il momento non. Ma sa, la crudeltà peraltro non è sinonimo della crudeltà che utilizziamo noi in termini giornalistici o quotidiani. La crudeltà giuridicamente rilevante come un aggravante è una cosa un po' diversa. Torniamo in Veneto, andiamo nel veneziano con le immagini, il video shock della violenta aggressione avvenuta la notte tra mercoledì e giovedì in un bar di Caorle nei pressi della spiaggia di Ponente, un video che è diventato virale sui social. Marco! Vai via! Vai via! Vai fuori, cazzo di cazzo, vai via! Vai via! Le immagini mostrano momenti concitati, urla, spintoni e poi calci e pugni scagliati con forza da 3 uomini nei confronti di un uomo visibilmente fuori controllo. Il video evidenzia le fasi concitate di una violenta rissa scoppiata nei pressi di un locale a Caorle, nella zona vicino alla spiaggia di Ponente. Basta! Basta! Vieni via! Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri intervenuti con 2 pattuglie, l'aggressore sarebbe un uomo residente nella zona con precedenti legati alla tossicodipendenza. La violenza si è consumata poco prima della chiusura di un bar gestito da una madre e da sua figlia, entrambe vittime dell'attacco. La situazione sarebbe degenerata in seguito a una discussione banale, forse per il rifiuto di servire un'ulteriore consumazione. A quel punto l'uomo avrebbe perso completamente il controllo. Con violenza ha colpito una donna, poi altre persone hanno attaccato l'aggressore stendendolo a terra. Più forte! Testa di cazzo! Sul posto sono arrivati in breve tempo, oltre ai carabinieri, anche una pattuglia della polizia locale e l'ambulanza del SUEM 118. L'uomo è stato condotto in caserma e trattenuto per accertamenti, mentre le 2 vittime hanno ricevuto le prime cure. Le persone aggredite si sono recate presso la stazione dei carabinieri per formalizzare la denuncia. Intanto la magistratura di Pordenone è stata informata dei fatti e non si esclude l'adozione di misure restrittive nei confronti di più elementi coinvolti nell'aggressione. Il video nel frattempo ha iniziato a circolare nelle chat locali, suscitando sconcerto e indignazione. Il
Il maltempo ha lasciato le nostre zone, si sta concentrando invece nel centro-sud, dove l'allerta è forte in queste ore, ma ieri si sono vissuti davvero dei momenti di paura e di disagio a partire dalla Riviera del Brenta. È il primo pomeriggio quando nel cielo si materializza lo spettro dell'incubo che l'8 luglio 2015 sconvolse la Riviera del Brenta, provocando un morto, 92 feriti e 100 milioni di danni tra Dolo, Mira e Cazzago. Ecco, nelle immagini diffuse da Meteo Bassano Pedemontana, cosa appariva all'orizzonte a Fiesso d'Artico attorno alle 13. Ciò che fortunatamente si è risolto poi solo in un grosso spavento. Il tornado non ha toccato terra e non ci sono stati feriti o danni alle abitazioni. Il sindaco Marco Comunato ha comunque invitato a prestare la massima attenzione ed evitare spostamenti non necessari. Il forte vento ha provocato la caduta di rami di grosse dimensioni. Altrove è andata un po' peggio, come a Dolo. La nostra protezione civile è fuori a liberare strade da alberature come questa che si sono sradicate per il grande vento. Acqua mista a grandine ancora una volta, ma ripeto, ancora sotto controllo. Dei corpi illuminanti della pubblica amministrazione sono stati divelti e alcune zone del paese sono sott'acqua su alcuni punti di depressione causa il fogliame che ostruisce le caditoie. Quello degli alberi caduti per il forte vento è un fenomeno che ha colpito anche altri comuni vicini. Particolarmente pericolosa la caduta di un albero in via Roma a Pianiga, che fortunatamente non ha provocato conseguenze. Disagi per allagamenti anche a Sottomarina, dalle cui spiagge, come da quelle di Pellestrina, si è assistito solo al passaggio di una tromba marina in Adriatico. La parte di Sottomarina Vecchia è quella che va puntualmente sott'acqua, ma è stato constatato chiaramente che le condotte delle acque bianche non possono più rispondere a questi, diciamo, nubifragi che si abbattono sulla nostra località, che sono completamente diversi a quelli degli anni '80. Oggi c'è il sole a Jesolo per la gioia dei bagnanti e dei turisti, ma non era così ieri, guardate. C'è stata una vera e propria bomba d'acqua che in pochi minuti ha scaricato tantissima acqua su Jesolo, soprattutto nella zona del Lido. L'intenso nubifragio dovuto alle precipitazioni abbondanti cadute in pochissimo tempo. Intorno alle 13 si era temuto il peggio, vedendo come alcune vie centrali si fossero trasformati in un tempo brevissimo in veri e propri canali. Le zone maggiormente colpite, via Aquileia e piazza Trieste, e ancora le vie Meduse, Ninfee e piazza Marconi, dove si sono accumulati diversi centimetri d'acqua in strada, in alcune aree fino a 10 centimetri. Il ristagno d'acqua aggravato da aghi di pino che hanno intasato i tombini, rallentando il deflusso. Disagi alla circolazione e rallentamenti, ma nessuna conseguenza grave. Fortunatamente la situazione è sotto controllo, così dalle rassicurazioni del sindaco. Non ci sono state tuttavia delle problematiche gravi a persone o cose, qualche negozio ha avuto l'acqua che lambiva appunto l'entrata dell'attività, alcune altre zone di Jesolo Paese del centro storico storicamente sofferenti da un punto di vista idraulico hanno avuto qualche criticità, però tutto sommato ce la siamo cavata. Episodio che riaccende l'attenzione sulla necessità di adeguare il sistema di deflusso in vista di eventi meteo sempre più estremi. Ovviamente questo riporta come centrale il tema del rischio idraulico e dell'adeguamento delle opere fognarie di Jesolo che hanno in molti casi 50-60 anni. Abbiamo avviato interventi anche che costano qualche milione di euro su questo tema, quindi proseguiremo perché è ovviamente una necessità. E poi c'è la conta dei danni nel Padovano dopo la violenta grandinata di ieri. Una pioggia intensa e fitta accompagnata in aree molto circoscritte da grandine che in alcuni casi ha raggiunto dimensioni considerevoli, vicine ai 3 centimetri. Il maltempo flagella per il secondo giorno consecutivo il Padovano. Durante la notte gli acquazzoni si sono susseguiti, ma il fenomeno più violento è arrivato poco prima di mezzogiorno. Una bufera di grandine e vento poco prima di mezzogiorno. Qui siamo a Santa Maria di Veggiano. Guardate che cosa è rimasto di quello che fino a poco prima di mezzogiorno era un campo di soia.
Nella frazione di Santa Maria di Veggiano tutti i giardini hanno fatto i conti con la bufera, così come le coltivazioni, e anche questo campo di girasoli porta i segni della grandine. Qui, come in altri 2 comuni ai piedi dei Colli Euganei, Saccolongo e Cervarese Santa Croce, che vi mostriamo nelle immagini girate da Luca Tecchiato. La pioggia violenta ha interessato anche la città di Padova e altri comuni come Villafranca Padovana, a cui si riferiscono queste immagini. Danni che si aggiungono a danni, soprattutto alle coltivazioni, che già nel pomeriggio di venerdì avevano fatto i conti con la grandine nell'Alta Padovana, nel territorio di Grantorto, Gazzo, San Pietro in Gu e Piazzola sul Brenta, e nella Bassa, lungo il corso dell'Adige, a Boara, Pisani e Anguillara Veneta. Meno danni, ma non sono mancati disagi ieri anche nella Marca Trevigiana, soprattutto per la chiusura per diverse ore dell'Alemagna anche nel tratto sul Fadalto a Vittorio Veneto. Pioggia battente, temperature sotto la media, comuni, protezione civile, vigili del fuoco allertati. È un sabato tutt'altro che estivo quello vissuto dalla Marca Trevigiana e da buona parte del Veneto. Altissimo, viste le precipitazioni, il rischio frane, con la strada di Alemagna chiusa per ore nel tratto di Vittorio Veneto e conseguente dirottamento del traffico anche interno in A27. Fadalto quindi off limits nel giorno del grande esodo verso la montagna. Per il sindaco la misura è colma. Questo purtroppo crea gravi disagi per i cittadini che abitano nella zona del Fadalto e anche per i pendolari. Per questo lunedì cercheremo un confronto con la prefettura, ipotizzando magari un tavolo di confronto con ANAS, Società Autostrade e Regione Veneto, affinché si possa trovare una soluzione, quale ad esempio la liberalizzazione del tratto autostradale Vittorio Veneto Nord Fadalto, proprio in concomitanza della chiusura a semaforo rosso del tratto stradale Fadalto. Insomma, si cercano soluzioni anche a costo zero per l'utente, mentre restano sorvegliate speciali le frane che si sono riaperte con le ultime ondate di maltempo da Valdobbiadene a Farra di Soligo, un territorio ferito soprattutto nell'Alta Marca. Ma c'è un altro capitolo che preoccupa, quello degli alberi. Sono sempre di più quelli che crollano nei viali cittadini, cambiamento climatico, manutenzione, età avanzata degli arbusti, il mix è micidiale. Da Conegliano appello diretto all'esecutivo per un piano straordinario sul verde pubblico. Noi chiediamo al governo che ci possa stanziare una somma importante per fare un piano straordinario di rilievo sugli alberi, perché non possiamo sempre affidarci alla fortuna o pensare che il caso ci possa sempre aiutare. Siamo stati anche fortunati, ma non possiamo pensare vada sempre così. Noi dobbiamo tutelare i nostri cittadini e in questo momento non siamo in grado di farlo a 360 gradi. Conegliano, che dopo la tromba d'aria di una settimana fa ha attivato lo stato di emergenza, alberi erano caduti su alcune arterie come via Kennedy e via Spellanzon. Proprio su quest'ultima è in atto un ulteriore controllo con uno studio affidato a esperti e agronomi. Sono oltre 200 tigli che stiamo monitorando, abbiamo fatto anche delle analisi di tiraggio per capire quali sono stati i danni che hanno avuto, perché sono rimasti in piedi ma magari hanno avuto dei danni all'apparato radicale che in questo momento dobbiamo assolutamente verificare. Stati di continua allerta e vediamo che ci sono attività meteorologiche assolutamente non convenzionali, ma dobbiamo anche cominciare ad abituarci, perché questa ormai è la normalità, per cui dobbiamo essere in grado di intervenire in tempi rapidi e dare soluzioni certe. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare della piaga dei ladri, dei banditi in casa. Quello che mi fa arrabbiare proprio è il fatto che in una mattinata, cioè durante il giorno, 4 banditi assaltino casa tua, cioè non siamo in Sud America qua. Non sarà il Sud America, ma qualcosa è cambiato a Susegana, dove da settimane si registrano furti tentati e commessi, cronaca che è diventata allarme e poi denuncia, con la comparsa in via Rossini di uno striscione antiladri che ha fatto il giro di mezza Italia. Carlo Giacomo Granzotto, per 10 anni consigliere comunale, stava rientrando a casa quando si è trovato di fronte a un vero e proprio comando. In via Casoni sono le 9 del mattino, l'incontro era avvicinato ad altissimo rischio. Sono sbucati 4 personaggi travisati con delle maschere sul volto, cappellini e tutto, che scendevano di corsa dalle scale.
Li ho visti istintivamente, io ho preso il telefono perché ho capito subito chi erano, ho preso il telefono per chiamare 112, mi hanno minacciato con il cacciavite dicendo no carabinieri, no polizia, si sono diretti di nuovo verso il cancelletto di entrata, hanno saltato il cancello, c'era un complice che li attendeva in macchina, sono saliti in macchina e sono fuggiti verso Santa Lucia. Ed è lungo questa direttrice che si stanno ora muovendo i carabinieri, probabilmente si tratta di una banda proveniente dall'est, forse trasfertisti, se ne sono andati con un bottino di 8-10 mila euro, gioielli di famiglia, ricordi di una vita, fede nuziale della moglie compresa, al setaccio anche le telecamere delle vicine abitazioni. Granzotto, da ex bancario, ha vissuto di prima persona gli anni delle rapine in banca, 6 quelle subite, alcune violentissime. Una volta hanno sfondato addirittura la vetrata con un camion, sono entrati minacciati con fucili, pistole, uno in un'occasione mi ha puntato proprio al fianco la pistola intimandomi di aprire la cassaforte. Esperienze che gli hanno insegnato a mantenere la calma, in casa però è diverso ed è qui che si apre il capitolo delle armi. Granzotto non nasconde la sua posizione. La difesa è sempre legittima per me, che ne dicano qualcun altro o certe leggi. Se l'avessi avuta però nell'occasione, guardi, non mi sarei fatto remore a usarla. La sicurezza spetta prima di tutto come obbligo allo Stato e poi agli enti locali, ma anche il cittadino può fare la sua parte. Questo è il principio che ha portato l'Associazione Nazionale Controllo di Vicinato a diramare un nuovo vademecum, un decalogo di buone pratiche da mettere in pratica nel cuore dell'estate, con molte case vuote e per questo più vulnerabili, consigli semplici ispirati al buonsenso. Per esempio le luci intorno a casa, nei giardini, aiutano a prevenire i furti. Luci per esempio col crepuscolare davanti alla porta di casa che si accendono la notte e si chiudono il giorno, perché la luce è sempre accesa, al contrario segnala che la casa è vuota. Il dare le chiavi della propria cassetta della posta a un vicino perché la svuoti, di fiducia, perché la svuoti periodicamente. La cassetta di posta piena di posta e pubblicità segnala che la casa è vuota. Attivare sempre il sistema di allarme anche per brevi assenze, non lasciare scale o ponteggi incustoditi e ancora attenzione ai segnali, spesso i ladri annunciano il loro passaggio. Chiedere a un vicino che ogni tanto passi, perché i ladri hanno anche l'abitudine di mettere oggetti davanti all'ingresso. Se l'oggetto non viene spostato nel giro di 1 o 2 giorni vuol dire che la casa è vuota. Case vuote, social pieni, ma dietro lo scatto in spensieratezza può nascondersi un potenziale pericolo. I ladri, soprattutto quelli che non vanno in vacanza, usano i social. Evitare di mettere su Facebook, soprattutto quel più usato, ma anche sugli altri, la foto delle valigie pronte per partire dicendo pure dove vado e quanto tempo ci sto. Evitare durante le vacanze di mettere le foto delle vacanze, le mettiamo al ritorno. Perché? Perché anche i ladri vanno su Facebook. Insomma è un decalogo che va sempre bene ribadire perché è importante evitare di lasciare davvero le nostre case in balia dei ladri. Di tutt'altro tenore le immagini che vi faccio vedere adesso e che ci arrivano da Roma, i ragazzi del Giubileo che ci mandano queste immagini, l'arrivo del Papa questa mattina, Papa Leone XIV per la messa, l'evento conclusivo a Tor Vergata del Giubileo dei giovani che in questi giorni ha visto oltre 1 milione di persone, 5.000 dal Veneto. Sono stati dei giorni davvero intensi che abbiamo raccontato anche nei telegiornali. Questa sera vi racconteremo le ultime emozioni dell'ultima giornata. Ieri sera la veglia con Papa Leone XIV che ai tantissimi giovani ha detto fate il mondo più umano e è tornato anche a parlare di tecnologia dicendo non sia un algoritmo a decidere per voi. Vedete questo impressionante colpo d'occhio con i tantissimi giovani a Tor Vergata per il Giubileo dei giovani e come detto vi racconteremo questa sera tutte le emozioni della giornata conclusiva e anche della serata di ieri anche con queste immagini. A proposito di giovani che si mettono in gioco,
la storia di Eugenio Gregoletto, un 24enne di Conegliano che fa il boscaiolo di professione ma che diventa un volontario, lo fa per missione quando c'è da aiutare a sgomberare le strade dagli alberi che cadono a proposito del maltempo. Per questo è stato anche premiato dal Comune. Aiuto nel momento in cui avvengono eventi come quelli di giovedì scorso a Conegliano, cerco di mettermi in gioco con le attrezzature che ho, ovviamente in sicurezza con pantaloni antitaglio e scarponi, tutto quello che ci va di contorno, e arrivo dove riesco ad arrivare il prima possibile, cercando di poter soddisfare più persone possibili e fare più interventi. Entra in azione nell'emergenza il giovane Eugenio Gregoletto, 24 anni, da circa 4, boscaiolo professionista per una ditta di Vittorio Veneto, che in caso di maltempo e di caduta alberi si mette a disposizione a titolo volontaristico. Alle spalle un gruppo WhatsApp creato poco più di un anno fa proprio per monitorare le bizze del meteo, 300 gli iscritti che si scambiano informazioni in tempo reale da Pieve di Soligo a Treviso. E se c'è qualche criticità tu ti metti a disposizione. Esatto, io ho sempre detto per iscritto che nel momento in cui magari succede che avvengono temporali forti come quello di giovedì scorso e quindi automaticamente magari delle piante cascano in mezzo alla strada e bloccano anche la circolazione, io intervengo grazie anche a queste persone che mi sanno dire dove sono cadute queste piante e arrivo, insomma, in ben che non si dica. L'ultima volta, appunto, la scorsa settimana in via Spellanzona a Conegliano, quando un albero ha travolto 2 auto, una in movimento. Eugenio è arrivato e con la sua ormai inseparabile motosega ha risolto il problema, aiutando gli operatori a liberare la sede stradale, una delle principali arterie della città. Un gesto silenzioso che però il Comune ha voluto premiare e raccontare. Non sicuramente un eroe, anche se apprezzo, insomma. Io mi sento un cittadino normalissimo che, oltre ad applicare questa mia passione in un luogo di lavoro sotto azienda, sotto dipendente, cerco di applicarla anche nel tempo libero per la comunità. Boscaiolo per missione. Se così si può dire, sì. Complimenti Eugenio Gregoletto. Allora noi adesso di nuovo con la pubblicità, perché poi apriamo la pagina politica e andiamo allora dritti fino alla fine, qualche istante, poi la politica. In bocca al lupo a chi si candida. Perché non mi guardi? Ti cercavo. Non mi guarda. Ti cercavo, ma proprio che c'è Antonella, che c'è Toni, che c'è Marcato. Non lo so ancora. Vai con Giovanni. Sì ragazzi, viva l'amicizia sempre. Sembra mettere tutti d'accordo l'ombra di bianco che, come tradizione vuole, deve essere sorseggiata il 1° di agosto di buon mattino. Così è stato l'ultimo miglio di Treviso, dove il brindisi augurale è stato decisamente bipartisan, con almeno un candidato presidente, Giovanni Manildo per il centro-sinistra, e 2 papabili per il centrodestra, i leghisti Mario Conte e Roberto Marcato, entrambi in attesa di conoscere l'esito del tavolo nazionale fra leader, già rinviato diverse volte nell'arco di una settimana. Vogliamo fortemente la candidatura di un presidente leghista, però questo dipende dal tavolo nazionale. L'appello che facciamo è quello di far chiarezza quanto prima, non tanto per noi che poi saremo coloro che correranno nei territori, ma per gli elettori che vogliono passare dalla fase dei nomi e delle trattative politiche alla fase dei programmi e della visione dei territori. Presidenza alla Lega, che viene subito rilanciata da Bulldog Marcato, reduce dalle polemiche sul suo no alla lista Zaia, presidenza che però da sola pare non bastare. Anche qua non può che la candidatura della Lega poi cannibalizza qualsiasi altra prospettiva, cioè in giunta non c'è traccia di assessori della Lega e in consiglio arriviamo con 3 consiglieri, perché allora sarebbe comunque un disastro. Cioè, bisogna fare politica, è inutile qua arrabbiarsi per qualsiasi scherzo, bisogna fare politica, e politica significa fare delle trattative a rialzo, non a ribasso. All'ultimo miglio il popolo leghista in prevalenza, considerando anche gli ex come Gian Antonio D'Arè, e non manca un esponente dei meloniani, data in rampa di lancio per Palazzo Ferrofini, Gloria Sernagiotto, assessore a Treviso. La Meloni vuole il miglior candidato per il Veneto, come tutti noi del resto, per cui sapremo trovarlo, sapremo fare sintesi, lo dobbiamo ai nostri elettori. Ma il 1° agosto non è affare solo leghista, parla di tradizioni venete lo stesso Manildo, il tema identitario fa intendere
sorridere non è monopolio di nessuno. È una tradizione delle nostre campagne, i dodei del vin bianco sono una tradizione che anche mia nonna e mio papà tramandava, quindi è proprio bello trovarsi e è un segno della nostra identità e lo guardiamo con affetto e tenerezza. Cici ragazzi, viva l'amicizia, viva il 1° agosto! Siamo tornati in diretta col brindisi che ha riguardato un po' la politica. Qua si stava parlando di telefilm anni 80, ve lo dico subito. Allora, con i nostri ospiti di oggi, allora, ci concentriamo un po' sul centro-destra con l'onorevole Dimitri Coin, segretario provinciale della Lega. Buona domenica. Buona domenica a tutti. E poi, come l'avete visto sicuramente, il sindaco di Spresiano, nonché responsabile regionale e enti locali di Fratelli d'Italia, lunghissimo il suo sottopancia, infatti non lo mettiamo. Marco Della Pietra, anche se la pancia comunque è abbastanza ci starebbe. Buongiorno il sottopancia, buongiorno. Allora, ci concentriamo un po' sul centrodestra. I sorrisi del brindisi, c'era anche Manildo con un centrosinistra che è già partito ovviamente con la sua campagna elettorale, avendo già il candidato, voi ancora non ce lo avete. Allora, cosa dice oggi Antonio Tajani, il terzo incomodo delle alleanze? Il centrodestra avrà candidati unici, non ci sono problemi all'interno del centrodestra, lo ha detto oggi agli Stati Generali del Mezzogiorno di Forza Italia. La differenza tra noi e la sinistra è che la sinistra ogni volta deve trovare un accordo, noi l'accordo l'abbiamo già in partenza perché il centrodestra non è un'alleanza elettorale, è un'alleanza strategica dal 1994, andiamo uniti eccetera eccetera. In Calabria si è già trovato insomma la soluzione, restano in ballo le altre, tra le quali il Veneto. Allora io parto dalla Lega, perché poi c'è un'interessante analisi di Alda Vanzan sul Gazzettino che fa un po' il paio con quello che diceva Marcato nel servizio. Ma intanto ripartiamo da qua. Che succede? Siete in attesa anche voi, ma voglio dire, sicuramente sapete qualcosa di più rispetto a noi. Mi ha fatto sorridere quanto ha letto poco fa la dichiarazione del ministro Tajani, perché è vero che il centrodestra è comunque un'alleanza organica, che il centrosinistra deve trovare gli accordi e deve trovare poi i candidati, ma in Veneto questo lo hanno già fatto, quindi vale per tutti, tranne che per il Veneto. Sul percorso ci stanno lavorando, io credo che questa sia comunque una fase dove meno si parla meglio è, anche perché informazioni particolari, anche io che sono segretario provinciale e parlamentare non ne ho, e quindi tutto quello che emerge sono delle considerazioni o personali o basate su sensazioni o su qualche indiscrezione o su letture di articoli di giornale che poi a sua volta si alimentano da queste indiscrezioni, da queste aspettative, e quindi di fatto oggi quello che pare scontato è comunque un'unità del centrodestra. Su questo penso non ci siano dubbi, insomma si vuole andare in quella direzione. Dopodiché se il candidato aspetterà la Lega, aspetterà Fratelli d'Italia, penso che a Forza Italia insomma spazi per Forza Italia siano molto ridotti. Queste qua poi sono scelte che nasceranno da equilibri che verranno fatti a livello nazionale, perché non c'è solo il Veneto che vota, le regioni che votano sono diverse, quindi gli equilibri vanno trovati in funzione dei nomi che ci sono a disposizione, degli equilibri territoriali e quindi delle aspettative anche dei cittadini stessi, perché è inutile mettere un candidato della Lega in una regione dove di fatto questo non trova conforto, non trova riscontro, e quindi chi ha la mappa complessiva sono i segretari nazionali. Lei però è sempre stato uno di quelli, anche Della Pietra, che ha detto insomma prima ci arriviamo e meglio è a questa quadratura, no? Perché il tempo stringe. Sì, ma anche perché l'attenzione mediatica che fanno le televisioni, i giornali, che fate voi giustamente, in una regione come il Veneto è un'attenzione importante. Il centrodestra è una coalizione che in Veneto vince sempre, e allora è automatico che si carichi di pressione per sapere, in un momento particolare come questo, dove dopo 3 mandati del Presidente Zaia e quindi con la Lega al comando della Regione, c'è questa aspettativa e l'attenzione, quindi è normale che ci sia.
Poi la riflessione che io faccio sempre riguarda i candidati al Consiglio regionale, che devono avere comunque il tempo di poter farsi una campagna elettorale, di poter andare a proporsi ai cittadini con la loro faccia, le loro idee, la loro credibilità, e chiedere ai cittadini che li votino per fare determinate cose. Cioè questa è alla fine la politica, rappresentare i cittadini con un progetto e con un obiettivo da raggiungere, i quali ti votano in funzione di quello che è il progetto politico e di quella che è la tua credibilità. E devono averlo questo tempo per farlo, perché una campagna elettorale come questa, con le preferenze, che è anche costosa economicamente, è giusto che questo tempo ce l'abbiano. A proposito di candidati, qual è il limite delle autocandidature del centro della Lega? Beh, la segreteria regionale ha messo domani, cioè il lunedì 4 agosto, come limite, come termine per presentare la propria disponibilità a essere candidati. Quindi domani noi sapremo quanti sono le autocandidature? Domani, diciamo il 5 martedì, perché c'è tempo fino a domani sera. Dopodiché ecco. Qual è lo step successivo? Verrà scelti? Dopodiché immagino il segretario Stefani organizzerà un direttivo regionale, immagino che anche alle segreterie provinciali vengano comunicati quelli che sono i rappresentanti politici di ogni provincia che hanno dato la disponibilità, quindi io mi aspetto di ricevere per Treviso i nomi che hanno presentato la propria candidatura, la propria proposta di candidatura alla segreteria regionale, sui quali poi anche noi faremo una riflessione, e poi assieme col direttivo regionale si faranno le scelte. È chiaro che servono persone comunque che abbiano capacità amministrativa e come in tutti i casi quando ci sono elezioni come queste, anche con le preferenze, servono persone che abbiano anche una capacità di attrarre consenso sulla loro persona. Adesso vengo anche dalla Pietra. Spieghiamo tecnicamente come funziona. Poi ogni provincia deve avere un numero di candidati o può variare? No, le liste sono da 9. Non so se a Belluno e Rovigo. Sì, Belluno e Rovigo, che sono province più piccole, ne hanno di meno, per cui ogni partito farà la sua lista con i nomi divisi appunto per genere. È sempre difficile trovare donne che diano disponibilità alla candidatura rispetto agli uomini, per cui immagino che siano 5 uomini e 4 donne, può essere anche l'inverso, ma verosimilmente immagino sia questa insomma la proporzione. Allora, poi torniamo sulla Lega di genere, ecco, chiamiamola così. Certo, allora dal vostro punto di vista, anche voi, insomma, la situazione è quella, la ricerca di capire qualcosa in più, di un tempo, di una tempistica, perché il discorso che faceva Coin sui candidati vale anche per Fratelli d'Italia, però con un'altra prospettiva, cioè con la speranza ancora che ci sia la possibilità di avere un candidato di Fratelli d'Italia, immagino, anche se in questi giorni pare che l'ago della bilancia torni ad essere verso un candidato della Lega, che potrebbe essere Alberto Stefani, ma non è detto. Voi cosa dite? Ma io ho letto sui giornali la notizia di questo risico di assessorati. Francamente non credo sia nemmeno il momento di parlarne. Sicuramente una base deve esserci, insomma un equilibrio si dovrà trovare, però francamente non ho notizie a riguardo, può essere che magari ne sia tenuto anche all'oscuro. Ma al di là delle notizie che ha, il suo auspicio qual è? Ma credo che come ogni rappresentante di partito l'auspicio sia quello di avere un candidato presidente del proprio partito. Però io l'ho sempre detto, ma davvero è ormai mesi che vado ripetendo le stesse cose, sembra di essere anche un po' ridondante. Sì, ma ripetita Juvent. Sì, non sempre. Poi. No, l'importante è che ci si trovi e si proponga il miglior candidato possibile per il centrodestra unito. Mi pare che anche questa fase sia stata superata, quella dell'unità del centrodestra. Adesso si tratta di fare sintesi. Anch'io mi auguro, come detto precedentemente, che si possa trovare in fretta. Qua ho sentito parlare di settembre, ma tanto anche se si arriva dopo, in realtà capite bene che se si dovesse arrivare a settembre poi si hanno 2 mesi puliti per fare campagna elettorale. Una campagna elettorale per le elezioni regionali costa molto, ha ragione l'onorevole Coin, ma soprattutto costa molto anche in termini di energie, perché un conto è girare per il tuo comune quando devi raccogliere voti, un conto è girare per tutta la provincia, mettere
in agenda tutti gli appuntamenti, avere anche del materiale da consegnare ai vari eventi, insomma non è proprio così semplice. Se si dovesse arrivare a settembre, chiaramente i tempi sono stretti. Se già si sapesse adesso, non dico che si parta magari in agosto, però intanto fai in tempo ad organizzarti e a settembre parti effettivo, ecco. Quindi avere 2 mesi o 2 mesi e mezzo cambia, perché in quel mezzo mese là riesci magari a organizzarti per fare 2 mesi diciamo pieni, ecco. Quindi mi auguro anch'io che si arrivi a trovare la quadra. Ma sono istanze che voi portate ai segretari regionali e che poi i segretari regionali portano al nazionale, immagino. Ma io credo che siano comunque, cioè, allora, la strada sicuramente è questa, però voglio dire, è anche evidente. Io quando sento dire che il Presidente si decide a Roma mi fa sorridere, perché il Presidente si potrebbe decidere anche a Palma de Mallorca piuttosto che a Los Angeles. Il Presidente viene scelto dai veneti, è un nome veneto, espressione dei veneti. Che poi dopo le segreterie si incontrino a Roma, cioè fa parte del gioco, però il nome è assolutamente un'espressione del territorio e mi pare che i nomi che sono sul tavolo non siano assolutamente calati da Roma, ma siano espressione del territorio. Allora c'è quel titolo perché, come dicevamo, c'è questa analisi di Alda Vanzan sul Gazzettino che è molto interessante. Qual è il tema e la questione? Allora, un candidato presidente della Lega, però con gran parte della giunta di Fratelli d'Italia. Allora c'è chi dice forse è meglio avere un candidato presidente di Fratelli d'Italia e avere più assessori della Lega, e allora c'è questa ipotesi che racconta Alda Vanzan sul Gazzettino, lo studio della modifica dello statuto per avere dei vice assessori, dei sottoassessori per equilibrare le forze nel centrodestra, gli assessorini lo chiama virgolettandolo proprio Alda Vanzan. Allora, c'è anche, all'elettorato magari queste cose non piace sentirle, però è vero che chi governa ha bisogno di avere la possibilità di governare, no? E quindi se ha difficoltà a governare è un problema anche della regione e del Veneto, insomma, della guida del Veneto. Allora, esiste questa possibilità? È auspicabile, non è auspicabile? È vero che se c'è un candidato della Lega sarebbe circondato da Fratelli d'Italia? Allora, intanto mi piace questa nuova struttura regionale perché mi fa pensare a un Veneto stato autonomo e indipendente come è nelle mie grandi aspettative future prima di morire, perché quando tu hai gli assessori che sono i ministri e gli assessorini che sono i sottosegretari, esatto, insomma è già un passo in avanti. No, la vedo più un'ipotesi giornalistica, non ho minimamente mai avuto notizia di questo tipo di... no, anche perché sarebbe... sì. Non mi pare proprio un percorso. In politica tutto può succedere, ma alla fine credo che gli equilibri vadano trovati utilizzando e coinvolgendo persone capaci. Cioè il Veneto è una regione che il penultimo dato diceva che aveva 180 miliardi di PIL, adesso è un po' sceso. Abbiamo come regione il PIL più alto di molti piccoli stati dell'Unione Europea. L'Ungheria, che è più grande del Veneto, chiaramente, e non di poco, ha comunque poco più di 200 miliardi di PIL, altri piccoli stati ne hanno molto meno. Quindi pensare che le scelte vadano fatte esclusivamente per appartenenza politica, per bandiera, è riduttivo. Sono quelle notizie che alla fine fanno appunto leggere magari i giornali, ma la responsabilità di chi mette le persone, di chi le sceglierà sicuramente secondo la competenza che hanno. E in Veneto il centrodestra, io parlo per la Lega ha una classe dirigente che non solo può amministrare il Veneto, ma che può andare ad amministrare con ruoli importanti anche a livello nazionale. Quindi è un articolo che va un po' a ribasso, svilendo quella che è la classe politica e amministrativa che c'è in Veneto. Non credo che l'equilibrio e la soluzione, il percorso, la fine del percorso passi attraverso questi piccoli equilibri. Cioè, dammi il sindaco e ti do un posto su una partecipata che poi alla fine... Sì. No, dai, mi rifiuto di pensarlo. Della Pietra. Io penso a uno che dica: cosa fai te? Sono assessorino in regione. Vabbè, siamo sottoassessore, va? Sottoassessore. Questo neologismo. No,
Io la penso anch'io, sì, penso anch'io che sia più per trovare un po' da discutere, da chiacchierare, così siamo, in tanti sono sotto l'ombrellone, magari ecco, sentire questo passaggio fa passare la giornata, ecco. Io credo che sarebbe davvero riduttivo e svilente, sì, pensare che una regione venga trattata alla stregua di un qualcosa, di una torta da dividere. Non è così. Guardate, spesso c'è tanto romanzo anche dietro. Se dovessimo parlare solamente io e Dimitri, no? Di me e di Dimitri, chissà quante, no? Ne dicono quei due là. In realtà c'è stima ogni volta che ci si vede anche al di fuori dell'agora politico, ci si saluta con gioia, prendiamo anche il caffè assieme. Quindi c'è tanto di romanzato dietro. Io credo che sia grave se la si pensi così. Sicuramente si troverà il candidato presidente, sicuramente, come appena detto, si guarderanno le competenze. Io credo che si guarderanno molto anche i voti, perché credo che sia importante se chiaramente no, se la gente dà le preferenze a qualcuno, è giusto anche che questo qualcuno magari abbia un ruolo diverso rispetto a chi ne ha prese meno, al netto della competenza. Certo. E poi credo anch'io che ormai siamo ad un livello di preparazione, a livello di classe dirigente, e parlo di tutti i partiti del centrodestra, non sto parlando solamente di Fratelli d'Italia, chiaramente io peroro la mia causa, ma credo che tutti quanti, insomma, abbiamo degli uomini ottimi da spendere e soprattutto che hanno anche esperienza di amministrazione anche sui territori. E io sapete che sono un fautore del cursus honorum, mi piace pensare che chi abbia amministrato in piccolo possa magari portare anche il piccolo a un livello più elevato. Questa non è autopromozione, è proprio una cosa che ho sempre pensato e credo che sia anche la chiave di volta per essere ancora più vicini al cittadino rispetto magari talvolta a una regione che è vista piuttosto distante. Ritenete che, a proposito del vostro terzo alleato Forza Italia questa volta debba avere un po' più di spazi rispetto a quello che ha attualmente? Perché molto probabilmente, secondo una delle analisi, come dire, una certa avversione che c'è diciamo, tra Flavio Tosi e la Lega in questo periodo, e Zaia soprattutto, e di Forza Italia che va all'attacco, è dovuto anche al fatto che non si sente considerata un po', è stata tenuta un po' ai margini della maggioranza di questa regione, e forse questo è stato anche un po' un errore di Zaia. Ma io penso che dal mese di novembre, da quando si voterà, immagino che oramai si vada in quel mese, inizierà una nuova stagione politica per il Veneto e quindi ci sarà una redistribuzione di consenso, e questo di fatto porterà per forza a un coinvolgimento di tutte le forze del centrodestra. La vittoria nel 2020 del presidente Zaia con la sua lista, con la lista della Lega, ha avuto un risultato in termini di consenso che sarà francamente irripetibile, perché la lista del presidente ha fatto quasi il 45%, la lista della Lega ha fatto il 16%, che in due fa 61%, in coalizione è venuto fuori un 78% che penso che non succederà più. E quindi per forza inizierà una nuova stagione, e questo prevederà ovviamente un coinvolgimento di tutti. Una stagione diversa, che sia, non fosse altro che perché non c'è Zaia, insomma, no? È comunque una stagione diversa. È un nuovo ciclo e credo che possa anche fare bene. Attenzione, io non ho mai criticato l'operato del nostro Presidente e penso che insomma i risultati siano sotto gli occhi di tutti di quello che è stato il governo di centrodestra degli ultimi anni, ma anche quelli precedenti, perché di fatto anche prima non è che ci discostassimo. Sicuramente gli equilibri saranno diversi, credo che anche Forza Italia avrà un equilibrio diverso dato anche dal voto, probabilmente prenderanno più consensi rispetto alle scorse elezioni, per cui ecco, credo che ognuno avrà lo spazio che merita. Poi dopo, se ragionare adesso possiamo fare tutti i ragionamenti di questo mondo, poi facciamolo, dai. Facciamo. Allora Fratelli prende l'80, no, sto scherzando. No, però è evidente che la percentuale conta sicuramente, però credo che mai come in questo periodo contino anche i rapporti tra alleati, per cui io credo che piuttosto di avere una maggioranza netta,
non vorrei essere frainteso, ma un uomo solo al comando, come è stato magari, no? Negli ultimi anni, e ripeto, senza criticare, si avrà magari un qualcosa di più chiamiamolo condiviso, ma proprio per dare un'idea, per cui credo che magari, ecco, a fronte anche di una maggioranza di uno dei 3 partiti maggiori, credo che si cercherà l'equilibrio, ed è fondamentale. Credo che proprio per questo sia un nuovo ciclo, una svolta. Magari con un meloniano alla guida. Certamente, io mi auguro sia un meloniano, ma dovesse essere un leghista, lo si farà con un leghista, dovesse essere un forzista altrettanto, dovesse essere un civico, ma mi pare francamente che questa forse sia l'ipotesi un po' più lontana, ecco, tra le 3, lo si farà con un civico. Quindi lei l'ipotesi del civico la lascia sempre aperta? No, io non l'ho ben premesso, secondo me è proprio la più lontana, ma mai dire mai, insomma. È evidente che però in una fase come quella che stiamo vivendo, di una struttura anche forte, specie di Lega e di Fratelli d'Italia, vuoi la Lega a livello territoriale, vuoi Fratelli d'Italia a livello nazionale, sarebbe anche un peccato perdere un candidato presidente che non faccia parte, ecco, di uno di questi 2 schieramenti. Come la pensa lei? Perché... una battuta, dopo ritorniamo. Sì. Una battuta. Io sono sempre stato un grandissimo tifoso della Benetton Basket e purtroppo qui a Treviso non abbiamo mai vinto l'Eurolega. Però quando vedevi e guardavi le squadre che vincevano l'Eurolega, c'era sempre qualche giocatore che era passato per Treviso, e quindi adesso quando guardo magari i partiti di coalizione, vedi Flavio Tosi che è il segretario di Forza Italia, vedi altri leghisti che comunque sono all'interno di altri partiti, quindi vuol dire che storicamente... Pensavo dicessi Della Pietra. Mi aspettavo ha interpretato benissimo il territorio e ha fatto crescere anche tanti amministratori che ora è stato sono un vivaio, ma assolutamente sì. È stato un vivaio. Assolutamente sì. Fra poco parliamo. Infatti la Lega, io dico sempre, la Liga Veneta non è un partito politico, la Liga Veneta è una necessità sociale, un'esigenza sociale, è l'interpretazione di un territorio. Pensavo dicesse uno stato mentale, come si diceva del Texas una volta. No. A proposito, visto che ci siamo, l'hanno vista prendere più di un caffè con, voglio dire, sentire amicizia con Gian Antonio D'Arè, quindi Gian Antonio D'Arè sarà un protagonista di queste... Allora, prima quando leggeva l'articolo di Alda Vanzan, che io ritengo sia una delle più brave giornaliste che scrivono sulle pagine regionali, però lei ha una capacità anche di mettere un po' di sale anche quando non ce n'è bisogno, che è incredibile. Non c'è nulla di male, ma assolutamente. E infatti, rispetto anche, lei ha fatto un trafiletto dove ha detto: tiene banco il doppio incontro tra Dimitri Coin e Tony D'Arè che sono stati visti a Vittorio Veneto. Sì, a Vittorio Veneto sono stato al gazebo, vado a prendere un caffè con i militanti della Lega, uscendo trovo Tony, che comunque resta un amico. Trovo Tony, facciamo una chiacchierata di 2 minuti, anche perché nel pomeriggio siamo tutti sul Cansiglio all'inaugurazione di una mostra che viene fatta all'interno del bosco, dove c'ero io, c'era Sonia Berscaccin, c'era Roberto Bett, c'era Giacomo De Luca, appunto Tony, e quindi siamo rivisti nel pomeriggio. Quindi il caffè non c'è stato, il pranzo il giorno dopo non c'è stato, ci sono stati 2 incontri nel giro di poche ore, uno a Vittorio Veneto fortuito e un altro, perché è fortuito anche quello, dove là abbiamo condiviso una birra, perché Tony ha ordinato 3 birre, gliene hanno messi in conto 5 e quindi ce ne restavano 2, le abbiamo divisi in 3. Ecco, questo è stato. Ma mi faccia capire un attimo. Quindi racconto giornalistico. Voglio dire, però, comunque lui fa parte dell'alveo del centrodestra, è uno dei vostri alleati. Adesso non so, adesso so che lui correrà per Liga Veneta Repubblica, okay. Che fa parte adesso non so esattamente se Liga Veneta Repubblica sia a sostegno del candidato di centrodestra. Beh, credo proprio di sì. Non ho sinceramente informazioni. Allora, l'ultimo che sapevamo bisognerebbe chiedere a lui. Anche perché, ad esempio, Indipendenza Veneta, che io pensavo fosse a sostegno del candidato di centrodestra, mi sembra addirittura ci siano tensioni, perché c'è chi vuole andare a sostenere un altro candidato e chi invece vuole restare. Quindi non escludo che si dividano le strade anche all'interno di Indipendenza Veneta. Quindi le elezioni sono sempre un momento, in particolare le regionali, dove ci si conta proprio personalmente, un momento di anche tensione e di frattura all'interno dei partiti. È sempre dispiaciuto di quell'espulsione lei?
Ma assolutamente sì, io dico sempre che da sempre, da quando faccio il segretario dal 2000, ho cominciato a fare il segretario di sezione, poi di circoscrizione, che erano le vecchie circoscrizioni elettorali, io seguivo quella della Castellana, che era la più importante della provincia di Treviso, e poi ho fatto quella provinciale, e ho sempre ritenuto che per un segretario la grande sconfitta è quando deve espellere un militante. Perché un militante è una persona che comunque ti mette a disposizione il proprio tempo, la propria passione, magari ha anche delle aspettative, ed è legittimo che ci siano queste aspettative, in molti dei casi non le vedono, non trovano soddisfazione da queste aspettative, ma quando un segretario deve spingere per l'espulsione di un proprio militante, è sempre una sconfitta all'interno del sistema. Allora, vi faccio vedere questi due servizi perché ovviamente, come dicevamo prima, il centro-sinistra è già partito con la sua campagna elettorale, ovviamente c'è già il candidato, e tra le varie tematiche è intervenuto Giovanni Malindo, ma non solo lui, ed è che questo è un po' l'elemento, sul tema, la polemica di questi giorni, come sapete, la necessità di reperire medici dopo lo stop del governo alle cooperative e quindi ai gettonisti, e quindi questa idea di azienda zero di utilizzare medici stranieri che non hanno il titolo di studio riconosciuto in Italia ma nel loro paese, però già di utilizzarli, Argentina, Brasile, insomma da vari paesi del mondo, e c'è un attacco che parte prima di tutto dall'ordine dei medici, poi sentiamo anche la politica. L'annuncio che la Regione Veneto vuole assumere medici provenienti da ordinamenti stranieri e con titolo non ancora riconosciuto in quello italiano, derogando così alle norme nazionali, si scontra con la preoccupazione dell'Ordine dei Medici di tutto il Veneto, che hanno scritto una lettera alla Regione esprimendo dubbi e perplessità sul fatto che si verrebbero a creare 2 ordini di medici. Questi medici andrebbero a lavorare senza i requisiti minimi e necessari per poter avere delle credenziali, per poter certificare quelle che sono le varie problematiche del paziente. Ricordo che la certificazione è un obbligo medico, è un obbligo deontologico ed è un diritto del cittadino. Non poter certificare poi scaricherebbe sui medici del territorio questa incombenza, creando per loro un surplus di lavoro. La maggior parte dei medici di famiglia sta sopra i 1.800-2.000 pazienti, quindi dover sopportare anche questo carico di lavoro. Quindi non vorremmo che questo tipo di risoluzione fosse peggiore del problema stesso. Molto critico anche l'Ordine dei Medici di Padova. Questa era una norma che poteva avere un senso nell'emergenza del Covid, dove ovviamente era difficile circolare, fare esami eccetera, però in questo momento per noi non ha molto senso che sia stata prorogata, quindi abbiamo chiesto a tutte le massime autorità di prevedere un'abrogazione di questa norma. Dal 31 luglio inoltre la sanità pubblica non può più ricorrere all'uso delle cooperative, ma dall'Ordine dei Medici alla Regione è arrivata comunque la proposta di una commissione di controllo. Noi abbiamo consigliato come Ordine dei Medici alla Regione di effettuare semmai un ragionamento collegiale di riconoscimento dei titoli, perché non dico che questi professionisti siano tutti da scartare, ma deve essere valutata la loro capacità, la loro preparazione perché vengano inseriti e a quel punto anche iscritti all'Ordine dei Medici. Ma come si è arrivati a questo punto? Siamo arrivati a questo punto per un problema di visione politica decennale, ventennale, che era già stata preannunciata sia dagli ordini che dai sindacati, che prevedeva una carenza di medici nel giro di qualche anno. E la politica a quel tempo non ha ascoltato questi gridi d'allarme e quindi siamo arrivati a questo momento di carenza di medici stessi. Chiediamo alla Regione di fermarsi, è troppo affrettata e soprattutto non condivisa con gli ordini dei medici, degli infermieri, questa volontà che abbiamo letto oggi di assumere dei medici stranieri, degli operatori sanitari stranieri. Una norma nata in tempi di Covid con criteri di emergenza da affrontare, ma non è sostenibile affrontare il tema della sanità e del personale della sanità con misure emergenziali. Serve una visione strutturale e soprattutto condivisa con gli operatori. La proposta della Regione di assumere medici stranieri non solo vede contrari i camici bianchi, ma anche esponenti politici che su questo tema si trovano incredibilmente d'accordo. Dalla coalizione di centrosinistra a Forza Italia è unanime l'idea che questa sia solo una misura palliativa destinata a vita breve. Noi siamo convinti da tempo che nella sanità ci vogliono riforme strutturali. La sanità del Veneto è una sanità sicuramente di eccellenza per certi versi, ma in altri ci sono delle carenze che vanno evidenziate, anche perché se vogliamo risolvere i problemi inevitabilmente
dobbiamo portarli all'attenzione. Questo problema dei medici e della mancanza sappiamo che è un problema strutturale da anni e pensiamo che soluzioni o palliativi possano andare bene per un breve lasso di tempo, ma se vogliamo risolvere il problema dobbiamo farlo in altro modo. Che la questione della sanità sia un nodo molto sentito dalle forze in campo lo dimostra il fatto che l'altro giorno Flavio Tosi, coordinatore regionale di Forza Italia, abbia affermato che il suo modello di riferimento è quello lombardo, ovvero più apertura al privato convenzionato e non certo quello dell'assunzione di medici stranieri. Sulla questione è netta la risposta di Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. Fino all'altro giorno Flavio Tosi ci diceva che stavamo mettendo a repentaglio la sanità pubblica del Veneto, un bene inestimabile. Oggi invece ci dice che dobbiamo raddoppiare la sanità privata nella nostra regione. Mi sembra che in Forza Italia del Veneto regni veramente una grandissima confusione, tranne che sull'attaccare quotidianamente la maggioranza di cui in teoria fanno parte. È un vero peccato che la sinistra e il PD abbiano già scelto Manildo come leader per le elezioni regionali, perché sono sicuro che Flavio Tosi sarebbe stato veramente un leader eccezionale di opposizione. Intanto i consiglieri regionali del PD Anna Maria Bigon, Vanessa Camani, Chiara Luisetto, Jonathan Montanariello e Francesca Zottis hanno presentato un'interrogazione regionale per chiedere ulteriori chiarimenti su queste assunzioni. Allora, a proposito di Forza Italia, insomma, con un Tosi che attacca anche su questo fronte, ma al di là di questo, cosa dite di questa vicenda, di questa situazione della sanità? Ma io ne parlo a livello strettamente personale. Credo che parlare di situazione emergenziale comunque sia corretto, perché se manca medici vuol dire che siamo in emergenza, mi pare, no? Certo è che avere medici che non sono parificati, ecco, a quelli che abbiamo, forse insomma qualcosa che da sistemare c'è. Però ecco, non vorrei si facesse polemica sulla cosa per poi dopo far solamente cacciare e fare propaganda elettorale. La sanità, è vero che noi viviamo in una regione in cui la sanità è un'eccellenza, è vero che però c'è una situazione che di fatto vede una carenza di medici, vede una carenza di operatori del settore, ma in tutti i settori. Io ricordo che infermieri e OS, per esempio, sono comunque settori che hanno carenza di personale e si rischia di far fare turni assurdi a chi lavora. Si rischia di avere ripercussioni anche sul paziente, perché se uno lavora 20 ore al giorno, vuoi o non vuoi, insomma non è lucido, per cui io credo che si debba trovare una quadra, ecco. Non chiedetemi quale possa essere la quadra, perché non lo so, però sicuramente se c'è un fabbisogno bisogna andare a coprire quel fabbisogno. Non so se magari potrebbe essere coperto dai medici specializzandi che abbiamo, non lo so, veramente non voglio fare ipotesi, potrebbe essere però, per esempio. E quindi ecco, l'unica cosa che posso dire è che mi auguro che ci sia un momento magari di confronto per trovare la strada migliore e per vedere, ecco, che non ci siano neanche favoritismi, ma disequità, ecco, tra professionisti, perché poi si rischia di creare anche dei meccanismi che non sono propriamente costruttivi, ecco. Poi allora, nel servizio è stato detto che allora, intanto la situazione emergenziale è sotto gli occhi di tutti, insomma, sì. Mancano medici, quindi non è che si stia dicendo che perché se la regione fa questo tipo di operazione è perché è chiaro e palese a tutti che, insomma, che mancano medici. È una decisione della regione? Sì. È una decisione della regione arbitraria, inventata? No. No, perché fa riferimento alla legge nazionale del 2023 che consente alle regioni di attingere da questo tipo di persone, purché abbiano la cittadinanza italiana e siano residenti in Italia, comunque abbiano un permesso di soggiorno fino al 2027. Cioè c'è una legge nazionale che prevede questo. E poi siamo anche in una situazione internazionale particolare, cioè siamo all'interno dell'Unione Europea e non tutti abbiamo le stesse regole. Prima si è parlato di medici sudamericani, in particolare i professionisti brasiliani. Il Brasile ha degli accordi con il Portogallo per il riconoscimento dei titoli, così come immagino possa averli anche l'Argentina con la Spagna. Nel momento in cui il professionista brasiliano si fa riconoscere il titolo in Portogallo, questo vale per l'Europa?
Cioè il problema è un problema di preparazione o è un problema burocratico di titoli? È chiaro che prima di assumere la Regione sicuramente faranno dei colloqui, cercheranno di capire le competenze, cercheranno di capire come collocarli, non si baseranno semplicemente su un titolo di un altro paese che qui non è riconosciuto, e dove quindi se non è riconosciuto vuol dire che non ci sono elementi di equiparazione nei percorsi, di valutazione nei percorsi, eccetera. Il problema che sollevava il Presidente dell'Ordine dei Medici era un problema burocratico, nel senso della non posso fare dei certificati. Il Presidente dell'Ordine dei Medici probabilmente diceva anche tante cose, manifestava anche un certo disagio perché comunque loro, formati in Italia, si trovano delle persone che non sanno dove sono state formate, non conoscono com'è la formazione che hanno ricevuto. L'equiparazione dei titoli è un qualcosa che è oltre e che garantisce anche i medici che collaborano e certificano che quel tipo di percorso è stato fatto. E questo è il tema vero, c'è da capire se vengono semplicemente presi e poi vengono messi al lavoro o vengono anche fatti dei colloqui. Sicuramente vengono fatti dei colloqui, le informazioni che io vengono comunque fatti dei colloqui e vengono anche valutati in funzione del ruolo che dovranno assumere. Però, ripeto, è una legge dello Stato che lo prevede, non è un'iniziativa della Regione Veneto. La legge dello Stato del 2023 prevede questo e tutto questo si è verificato perché c'era comunque il numero chiuso sull'università. Che la Lega si è tanto battuta appunto per togliere, poi c'erano, quando non c'era il numero chiuso, c'erano tantissimi medici che andavano a fare poi le specializzazioni con gli obblighi di firma per le presenze e magari ricevevano le firme anche se non andavano perché c'erano troppi che le facevano. E quindi poi si è andati al numero chiuso perché evidentemente la preparazione, il livello stava calando. Adesso questo è un momento emergenziale che la Regione va a sopperire basandosi su una legge dello Stato. Quindi non inventandosela così. No, assolutamente no. Allora, ultimi minuti, approfitto di lei un secondo come sindaco di Spresiano. Il tavolo sul Piave sta procedendo, vi state incontrando di nuovo sulla questione pericolosità del Piave, eravamo rimasti a quel vertice in prefettura in cui si parlava di possibilità di multe, rifare i cartelli, lei aveva fatto anche la proposta insomma gentiliniana dei teschi. Come sta procedendo quel versante? In realtà abbiamo fatto un paio di incontri, poi a seguito del secondo incontro provincia e comitato di bacino e prefettura sono uscite con una campagna. Quindi sta già cominciando questa campagna social? Sì, sta cominciando, però ecco, non tutti i sindaci sono allineati, diciamo. Nel senso che comunque sì, non è stato proprio condiviso il tutto. No, perché comunque l'avevamo detto in sede di, poi dopo si è usciti, si è andati avanti anche per ottimizzare i tempi e quindi magari c'è qualcuno che pensa già delle integrazioni, per cui adesso sì, c'è un po' di materiale, ma è un materiale, chiamiamolo blando, ecco. E inoltre siamo ancora in attesa di questa pronuncia in ordine al discorso sanzioni. Certo. Noi chiaramente non siamo qua perché vogliamo sanzionare, certo, assolutamente, quindi, però è giusto che l'Avvocatura dello Stato si esprima in tal senso. È stata fatta una richiesta. Dove sta l'inghippo? Che le acque dei fiumi non sono balneabili, ma per la qualità dell'acqua, non perché sono pericolose, per cui si rischia, ecco, di incorrere magari in ricorsi, perché uno ti dice bene, io sono immerso nell'acqua, tu puoi eventualmente sanzionarmi perché l'acqua è insalubre, dimostrami che l'acqua in questo momento è insalubre. Sapete che fatta la legge trovato qui in Italia siamo famosissimi, certo, ecco, certo, per queste cose, per cui diciamo che, però adesso se posso, attenzione, facendo gli scongiuri perché dopo no? Però ecco, mi pare che sia un po' più di attenzione. Un po' di più sì. Adesso abbiamo avuto appunto quel periodo nefasto. Faccio anche io gli scongiuri in questo momento, senza farmi vedere. Però no, mi permetto, ecco, no, certo.
la gente poi, il problema vero comunque sono gli stranieri, e questo è evidente. Per o la questo gente l'importanza dei cartelli multilingua aggiornati. però io lo dicevo, non serve la multilingua quando metti un teschio sai già che non c'è bisogno di traduzioni è un simbolo. Idea gentiliniana. Allora chiudiamo con Dimitri Coin. Ieri avrebbe compiuto 96 anni Giancarlo Gentilini. Allora, lei che lo conosceva benissimo, cosa direbbe Giancarlo Gentilini della situazione adesso delle elezioni regionali? No, ma io non sono in grado di esprimermi con le parole di Gentilini proprio. Quale sarebbe il suo giudizio? Sicuramente non sarebbe stato in silenzio, non sarebbe stato in silenzio, sarebbe stato rumoroso come sempre, e come sempre sarebbe stato un grande interprete di quel pensiero, e che in quanto pensiero silenzioso dei cittadini. Lui è stato il grandissimo interprete del pensiero dei trevigiani, diceva quello che i trevigiani non avevano il coraggio di dire, e per questo è stato così tanto apprezzato. In questa fase ci manca perché sicuramente si sarebbe fatto sentire in maniera fragorosa, in maniera anche destabilizzante, magari facendosi arrabbiare come succedeva spesso, però facendo riflettere. Facendo sempre riflettere. Va bene, allora io ringrazio Dimitri Coin e grazie a Marco Della Pietra per essere stati con noi. Vi abbiamo tolto un po' di tempo in questa mattinata del 3 agosto dove c'è un po' di sole finalmente. Io vi ricordo che alle 15:30 vediamo anche le immagini, vi facciamo vedere in diretta il palio di Feltre, quindi rimanete con noi. Grazie per averci seguito e arrivederci.